Venere in bikini, si difende Tony Ponzi che affida il proprio appunto l'innalzarsi del proprio baricentro a Bettinelli. Roberti dalla distanza però, da fermo Fabrizio Roberti, il destro dell'1-0. Pursi. Per quanto riguarda i ragazzi di Tony Ponzi, investigazioni contro un giocatore così potente, la rosa col tacco per Roberti. Come gioca la Venere in bikini, 3 tocchi, quello di tacco di Manuel La Rosa è stupendo, arriva da dietro Roberti che ha già fatto doppietta all'8° minuto, la Venere in bikini. Prova a rientrare Tony Ponzi, occhio al contropiede della Venere che si distende con Chirico che sale, Chirico è servito dalla Rosa, forse morbido, Chirico dentro Midulla. La Venere è uno spettacolo, 3-0 alla Stella Azzurra, contropiede da Manuale, dettato dalla Rosa per Chirico che trova Marco Midulla, un gioco da ragazzi. Deve sfidare Midulla, riesce in qualche modo a passare Lauretano, anche con l'ausilio proprio di Giovagnoli che appoggia attenzione a Giordano Mellaro dalla distanza, Chirico, ancora Mellaro col destro, palla che rimane lì, miracolo di Rossi, Severini alto sulla traversa, occasione colossale per Tony Ponzi, investigazioni. Anello non lo sceglie, preferisce andare da Bungura, è ottimo lo stop di Bungura, s'aprono in 3, Bungura, il doppio passo, ancora Bungura, imprendibile, il numero 92 della Venere in bikini che fa 4-0 in casa del duo Pasquali Carbone. Qui il Latini a far impennare la sfera, retrocederla malamente nella zona di Lanatà, l'errore di Latini e Marco Lanatà fa 5-0 per la Venere in bikini. Anello che la offre a Marco Lanatà, Lanatà rientra, occhio a Lanatà, Lanatà la porta, l'appoggia ad Edoardo Fagioli. Non s'accontenta la Venere, Edoardo Fagioli su assist di Lanatà che ha restituito il favore, è il gol del 6-0 della Venere in bikini. Allora Lauretano lascia lì però a Mirko Anello, Anello che serve Roberti, Roberti che si gira, Fabrizio Roberti, super gol, si gira in un fazzoletto, bomba sotto l'incrocio dei pali, è il 7-0 della Venere in bikini. Venere in casa di una delle formazioni più in forma, seppur con una serie positiva terminata come Tony Ponzi. C'è Fagioli che dà Colizzi rasoterra da Bungura, la Venere non si ferma più, è il gol dell'8-0 di Ibrahim Bungura. La riproposizione integrale con commento integrale di questi ultimi da parte della nostra redazione. Stessa cosa succede per quanto riguarda il mondo del futsal, attenzione a Midulla dalla distanza, Corso non la tiene, 9-0 della Venere in bikini, segna anche Marco Midulla dalla distanza, sembra volersi allontanare Fagioli nell'occasione. Va infatti la ruffa, il suo destro, Corso ci mette le mani, arriva Fagioli, ancora Corso, ma la deviazione non basta, Edoardo Fagioli, 10-0 della Venere in bikini. Verrà messa a uscire un solo uomo in area di rigore, ecco Lizzi, la Natà va fuori da Midulla col mancino, Midulla anche con una deviazione ma con un super gol d'esterno sinistro al volo da corner, trova l'11-0 sul triplice fischio del direttore di gara, partita senza storia alla Stella Azzurra dove la Venere in bikini a sorpresa per come è andata a finire la partita va a vincere 11-0 contro Tony Ponzi investigazioni nella quinta giornata di ritorno, la 20ª in totale dal campo di Via dei Cocchieri. Da Alessandro Sticozzi e Luca Barbon è tutto, ci risentiamo alla prossima. Logicamente l'abbiamo dovuta formare, in questo momento la squadra è completo e credo che si è visto già da 3 partite, 4 partite che la squadra comincia a girare. Credo che se continuiamo così possiamo puntare ai playoff e in quel momento saremo una mina vacanti per tutti quanti. Mettiamo che a loro ne mancavano 3-4 partite sicuramente fondamentali, erano in 8, in 9, i cambi non l'avevano e quindi logicamente l'abbiamo presa anche sulla stanchezza. È una squadra organizzata, ma stasera, come avete visto, la mia squadra ha giocato a livelli altissimi. Ripeto, una squadra che se continua così potrebbe puntare in alto.